Euroregione.news. Villa De Claricini e il suo futuro. Il progetto di valorizzazione complessiva del compendio storico di Villa De Claricini, redatto dalla società Sinlock, attivata da Fondazione Friuli, è stato presentato in dettaglio in un convegno a Bottenicco di Moimacco. La società Sinlock ha come socie esclusivamente diverse fondazioni di origine bancaria, tra le quali Fondazione Friuli e Carigo, e mette a disposizione competenze specialistiche per lo sviluppo dei territori, realizzando studi di fattibilità e di scrittura preprogettuale. La società è partecipata da 11 fondazioni bancarie, partendo dall'Ovest, dalla Compagnia San Paolo, da Cariplo, dalla Fondazione Friuli, da Cariparo, l'ex Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Fondazione Gorizia e poi scendendo dalla Fondazione di Bologna, che ha avuto anche il primo presidente importante nel prorettore Roversi, poi la Fondazione di Lucca, la Fondazione di Teramo e ultima arrivata la Fondazione di Pistoia. Qual è la particolarità di Sinlock, come lei ha perfettamente detto? Che essendo una società che fa progetti per lo sviluppo del territorio e avendo le fondazioni dietro, fondazioni hanno un patrimonio, ma attraverso Sinlock vogliono che quelli soldi che vengono investiti del patrimonio siano una leva per progetti di dimensioni più grandi. E ovviamente per essere una leva ci deve essere un progetto finanziabile, realizzabile, compatibile con i ruoli e gli obiettivi delle fondazioni. Che cosa non possiamo permetterci come Sinlock? Il danno di reputazione, perché sarebbe un danno che ricade nelle fondazioni stesse e quindi i nostri progetti devono essere necessariamente realizzabili, perché se facciamo un progetto che non si realizza, una delle cose per cui ogni tanto ci contestano è perché quando un progetto non sta in piedi diciamo non sta in piedi, ma bisogna dirlo e questo è il compito di un bravo progettista, perché un progetto ha un senso se è realizzabile e il nostro compito è capire se un progetto è realizzabile, questo è il primo punto, cioè se si sostiene economicamente, se non si sostiene quanto ci vuole di contributo pubblico o privato perché possa essere sostenibile e poi se quel progetto avrà una ricaduta sul territorio effettivamente così come chi fa l'intervento si aspetta. Quindi facciamo anche tutta l'attività di... Sinlock e il Friuli Venezia Giulia. Sinlock e il Friuli Venezia Giulia. La Fondazione Friuli e la Fondazione Gorizia hanno partecipato da subito. Il primo intervento di Sinlock è stato fatto in Friuli, è stato fatto a Monfalcone, a Cervignano, un intervento importante, un intervento edilizio di un recupero di un fabbricato pubblico che poi venne dismesso ed è stato il primo intervento, ancora 20 anni fa, quindi 18 anni fa e poi da quando per un periodo non era presente in Friuli, da quando la Fondazione Friuli mi ha indicato prima in consiglio e poi alla presidenza di quella società, si sono fortemente intensificata la presenza in Friuli. Stiamo assistendo Villa Russitz, stiamo assistendo quei comuni che le ho detto sulle comunità energetiche, quindi fuori dagli ambiti anche culturali. I progetti capaci di camminare con le proprie gambe, evidentemente quello di Villa De Claricini ce l'ha le gambe. Sicuramente quello di Villa De Claricini peraltro è un progetto molto ampio. È un progetto di grande respiro, c'è dentro la valorizzazione del patrimonio, c'è dentro la valorizzazione dell'azienda agricola, c'è dentro il mettere assieme queste cose e poi di essere anche crocevia di un territorio più grande. Devo anche dire una cosa, che avevamo lavorato, come è stato detto nella presentazione, per Villa De Claricini per un progetto prima del PNRR e quel lavoro che è stato fatto ci ha permesso di essere pronti poi quando è uscito il bando del PNRR. De Claricini è una realtà importante ed ha una capacità di progettualità sulle nostre esperienze che non è comune. Fondazione Friuli, ha sottolineato il suo presidente Giuseppe Morandini, ha voluto fornire questo servizio di assistenza tecnica pre-progettuale che il PNRR non copre ed il primo progetto con la consulenza Sinlock ad aver ottenuto un finanziamento PNRR è stato proprio Villa De Claricini. 2,5 milioni di euro per la valorizzazione del parco storico. Con la Fondazione De Claricini, ha sottolineato Morandini, lavoriamo in termini di sostenibilità e programmazione.
Morandini ha voluto ribadire che i fondi PNRR sono un'occasione unica e irripetibile che richiede impegno verso una progettualità nuova e un modo di agire insieme. Attualmente sono 6 progetti ed è stato emozionante vedere brillare gli occhi dei giovani, stupiti di poter ricevere questo fondamentale tipo di assist. Questi contributi qui vanno conquistati, li raggiungi con una cultura progettuale che deve essere tutta nuova. Abbiamo immaginato di intervenire in quella parte che il PNRR non copre con i propri fondi ed è la progettazione preliminare. L'emozione che abbiamo provato in fondazione nel momento in cui abbiamo presentato questo bando PNRR, gli occhi che brillavano di più erano gli occhi dei giovani. Dei 6 progetti, qual era quello che poteva per primo avere accesso ai fondi del PNRR? Villa de' Claricini è stato il primo finalizzatore di tutto il progetto dei bandi che noi abbiamo fatto. La parte centrale della conferenza è stata dedicata al nuovo studio di fattibilità di Synlock sulle potenzialità del complesso architettonico De Claricini. La dottoressa Jessica Silvani e l'ingegner Chiara Cerigato di Synlock hanno descritto le 3 aree di intervento: il parco già finanziato, i 2 casali annessi alla villa dove verranno ricavati 19 alloggi per un totale di 50 posti letto, con un'area dedicata alla vendita di prodotti agricoli, e il corpo principale della villa, già molto attivo per eventi di vario tipo e visite nella sua parte museale. L'analisi ha evidenziato le grandi potenzialità del complesso storico in relazione alla sua ottimale posizione geografica. Obiettivo dello studio di Synlock è l'aumento dell'attrattività turistica, guardando soprattutto ai pacchetti esperienziali, al turismo lento di qualità, grazie alla presenza delle reti ciclabili che lambiscono la villa. Bravi, capaci e competenti sono le parole di congratulazioni che l'assessore regionale Barbara Zilli ha voluto esprimere intervenendo in videoconferenza. Lungimiranza e concretezza danno un futuro ad una delle perle della nostra regione in una visione ampia che si inserisce nello straordinario percorso che ci porta a Go 2025. Il sindaco di Moimacco, Enrico Basaldella, si è soffermato sulla necessità di conoscere il presente per poter immaginare e disegnare il futuro, e per questo è necessaria la competenza. Villa de' Claricini è sia un esempio di come si deve analizzare il territorio per immaginare il futuro, che di prototipo funzionante di collaborazione tra pubblico e privato. Anche l'onorevole Roberto Novelli, vice sindaco di Cividale, ha parlato di esempio da seguire perché il modo di agire della fondazione diretta da Cernoia rappresenta il superamento di un sistema del passato in cui ci si accontentava di galleggiare. Il presidente della fondazione, Ordino Cernoia, ha posto l'accento sulla qualità del gruppo di lavoro che dal 2018 regge le sorti della villa, sulle consulenze, sulla rete di stakeholders che è riuscito ad attivare coinvolgendo il territorio, una 60ina di enti, ed ora, grazie ad un impegno non solamente declamato, il riconoscimento ministeriale che ha portato ai finanziamenti del parco in ambito PNRR e al finanziamento per la digitalizzazione del prezioso archivio storico della villa. Ma altre iniziative sono in attesa di risposta da parte del Ministero. La Fondazione, ha rimarcato Cernoia, ha posto fin da subito in primo piano l'importanza di fare rete con il territorio. Progettualità che trova comunque suoi sbocchi concreti. Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso cercando di far uscire questa fondazione da una gestione ordinaria, ma proiettarla sui temi che in questo momento ci stanno molto a cuore, quello di sviluppare dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista della promozione del territorio. Questa sinergia col territorio ci interessa moltissimo, cioè la villa, la fondazione De Claricini non è racchiusa nelle sue mura per gestire le proprie competenze o le proprie attività. La Fondazione De Claricini deve essere aperta al territorio, deve sposare il territorio e deve lavorare con il territorio. Ecco che ci sono vari temi, il PNRR appena citato, ma ci sono anche altri temi che lo sviluppo enoturistico, lo sviluppo culturale dei rapporti con Gorizia 2025. D'altronde, lo ribadisco, i De Claricini hanno titolo per poter essere inseriti nella progettualità di Gorizia 2025, in quanto hanno amministrato anche questo comune e il territorio goriziano. Quindi siamo proiettati verso una programmazione di coinvolgimento di tutte le realtà che possono in qualche modo darci
questo sostegno, ma anche noi dare le nostre idee al territorio. Fare sinergia, ha aggiunto Cernoia, è la missione principale, guardando per il futuro anche ad oltre i confini regionali, ad esempio a Padova, dove la famiglia De Claricini fu tra le più influenti culturalmente e patrimonialmente. Il conte Niccolò De Claricini fu per 42 anni presidente dell'Arca del Santo, che gestisce la celeberrima Basilica di Sant'Antonio. Ed è proprio con l'Arca che la Fondazione Villa De Claricini di Bottenicco desidera avviare un dialogo per la messa in rete di un comune patrimonio. Euroregione.news